Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di essere qui, grazie a Leonardo e a RJ per essere qui. Oggi presentiamo altri due giocatori della prima squadra maschile, due nuovi acquisti. E come sempre inizio io con la prima domanda. As usual, I start with the first question for this press conference. Welcome to Venice. Would you share with us your first feelings of these first 2-3 weeks of work since your arrival? So, I would just say, we've just been laying the groundwork for us as a team. Obviously, we haven't had everybody yet, so we're just figuring it out together until we have a couple weeks until we get back on the court for our first game. But so far, everything's been great. I love the team. We work hard. I think we're a really good group of guys, and everything has just been enjoyable so far for me for this first couple of weeks. Traduco un secondo. Devo dire che abbiamo iniziato subito con tanto lavoro. Ovviamente stiamo lavorando sulla parte della conoscenza reciproca, perché appunto stiamo integrando con giocatori nuovi e giocatori che invece erano già qui. Abbiamo ancora qualche settimana di lavoro per lavorare per la prima partita ufficiale. Devo dire che questo è un ottimo gruppo, ottimi ragazzi, stiamo bene insieme e lavoriamo molto duramente, quindi sono soddisfatto e per adesso soltanto cose positive da dire. Ciao a tutti, proseguo sulla linea di RJ che ha detto secondo me giustamente che stiamo creando un bel gruppo, che è la cosa secondo me più importante. All'inizio della preparazione stiamo lavorando molto duramente e io personalmente mi sono trovato subito molto bene, a partire dalla società, dallo staff tecnico, dai compagni. Ci hanno accolto a me e a mia moglie in maniera veramente egregia e quindi sono molto contento di essere qui, molto felice di essere qui e non vedo l'ora appunto che inizi la stagione. Prego. Ciao ragazzi, benvenuti innanzitutto a tutti e due. E stessa domanda, visto che appunto avete parlato molto bene della Reyer, dite che vi state trovando molto bene, in tal senso come vi può aiutare a crescere dal punto di vista personale e anche come giocatori in questa squadra, questa società, questo staff? Since you find out pretty well from the beginning here, how do you think this club may help you to get better as a player? I mean, the team, our coaching staff is really big on player development. So every day we're in the gym, on the court or in the weight room, we're bettering our bodies to prepare us for the season, and our skills as well individually and as a team. So I just think just how the coaching staff is. Wanting everybody to get better and excel on the court and off the court, I think that's what's helping us the most right now. Questo è un club dove ho percepito subito e sto riscontrando adesso che c'è un grande lavoro sullo sviluppo dei giocatori. Lavoriamo duramente tutti i giorni in palestra, sia sul parquet sia in sala pesi. Cresciamo per essere preparati per la stagione, ma anche per migliorare le nostre skill individuali e di squadra. È una prerogativa di questo coaching staff che vuole il meglio per noi giocatori, che miglioriamo come singoli per migliorare la squadra. Sì, io non ho molto da aggiungere, però sì, quello che ha detto RJ condivido pienamente, nel senso che il nostro staff tecnico fa tanto lavoro anche individuale e ci permette questo appunto di essere magari più in fiducia durante le partite, durante gli allenamenti, e quindi è anche un modo per me nuovo di interpretare gli allenamenti, la settimana, e quindi per il momento mi sto trovando bene e quindi sono anche curioso di mettermi alla prova in questo contesto e niente, bisogna continuare a lavorare e andare avanti. Prego. Allora, volevo chiedere a Jay che tipo di playmaker sei? Tu giochi 2 anni in Lituania, quindi che tipo di gioco pallacanestro fai? Would you describe yourself as a playmaker? Which kind of playmaker do you think you are? I definitely describe myself as a playmaker. Obviously, I think for me, getting my teammates involved is probably my favorite thing to do on the court.
but I also can, score and play, and defend as well. So I think I have a multifaceted game, I would say. But playmaking for me is a primary. You feel like an all-star playmaker? I think I still have some work to do, but I think if I continue, especially with the player development we have here, I think I will be going in the right direction for sure. Sì, si definisce proprio un playmaker. Quello che gli piace di fare di più in campo è proprio coinvolgere i propri compagni, però dice anche che può segnare e si ritiene anche un ottimo difensore. È uno che lavora tanto, è uno che fa tanto, cerca di fare il massimo in campo, però appunto si definisce un playmaker per quanto riguarda il fatto di essere un tipo di playmaker moderno o in passato non ha nulla da aggiungere, ma soltanto il fatto che può ancora migliorare e lavorerà per migliorare. Anche a Leo faccio una domanda simile, tu puoi fare 1, 2, anche 3, perché comunque sei un esterno di stazza, diciamo. Hai un ruolo che ti piace di più oppure cambia poco per te? Ma onestamente io ho un ruolo che mi piace di più, però questa cosa che hai detto tu, che posso ricoprire più ruoli, per me è un vantaggio, nel senso che durante la mia carriera sono riuscito a ritagliarmi spazio anche in altri ruoli, a crescere anche in altri ruoli, e secondo me questo è il mio punto di forza, non deve essere assolutamente una cosa negativa, anzi è una mia caratteristica, credo che possa aiutare il coach a creare più magari quintetti diversi, dare più possibilità di fare quintetti e rotazioni diverse e niente, il ruolo che mi piace di più chiaramente è il mio, è il playmaker. Sono nato playmaker e sono un playmaker, però questa mia caratteristica appunto credo che possa aiutare me, ma soprattutto la squadra per tante cose, e sono a disposizione di tutti e tanto mi conoscete, nel senso che abbiamo giocato contro tante volte, quindi sono un giocatore che si mette a disposizione, cerca di dare sempre il massimo per tutti e niente, tutto qua. Prego, anche perché ti si aspettava già qualche anno fa. Vabbè, io sono contento di essere arrivato adesso. Volevo chiedere a Jay cosa in questi anni nei campionati, dopo che essere arrivato in Europa, in cosa pensa di essere cresciuto avendo giocato in Grecia, Germania e Lituania. Since you came into the Europe overseas, which part of your game you think you got better over these times? I would just say I got better overall just with my decision making. Continuing to learn from my coaches. I've had some really good coaches for my 3 years of playing so far overseas. So just continuing to work with them on my decision making and just the ability to want to get better. I feel like there's so much more to my game, and there's things I can get better at. And there's still things for me to learn. So just continuing to listen and taking all the advice from my coaches that helped me get to this point so far. Credo di essere un giocatore migliore in generale, non c'è qualcosa in cui mi sento particolarmente migliorato, probabilmente nel decision making è una delle cose in cui sono cresciuto di più, però ho imparato tanto da tutti gli allenatori e voglio continuare a migliorare le mie letture in campo e la mia abilità di continuare a crescere, perché io credo che ci sia ancora tanto da aggiungere nel mio gioco, ancora tanto da imparare, mi piace ascoltare i consigli ed essere per poter essere poi un giocatore migliore. Invece volevo chiedere come vede il girone di Eurocup. Io l'ultima volta che ho fatto l'Eurocup l'ho fatta con Reggio Emilia, un po' di anni fa, e sono invecchiato anch'io. E niente, me la ricordo una competizione molto dura, molto tosta, e uno dei motivi per cui sono venuto qua è anche appunto poter confrontarmi a questo livello. E niente, sicuramente sarà un girone molto complicato, molto difficile, ci sono squadre molto forti, però credo che noi dobbiamo fare il nostro, pensare a noi stessi e poi dopo pensare partita per partita e poi quel che viene, nel senso che si vedrà più avanti. Adesso
siamo concentrati appunto sul creare la giusta chimica, che è la cosa più importante, e niente, però sono molto carico di poter affrontare di nuovo l'Eurocup. L'ultima volta ho fatto semifinale, ho perso, quindi dai, speriamo, ecco, di far meglio, però è complicato, questa è una mia cosa personale, quindi è un mio cruccio che ho. Sarebbe già un bel risultato. Esatto, quindi per me la mia speranza personale e la mia motivazione appunto è che si possa far meglio della mia passata stagione in Eurocup. Quindi. C'è una formula completamente diversa. Sì, è tutto diverso, noi avevamo i gironi a 4, adesso ci sono molte più partite, è una competizione chiaramente molto importante, poi se si vince si va in Eurolega, e a me piace sognare, quindi io sono un sognatore e niente, basta, non dico nient'altro perché sennò dopo ci tocchiamo. No, non aggiungere. Benvenuti ragazzi. Ok, dicevate 3 settimane che lavoriamo duro, quindi tutti i giorni in palestra. Sulla carta, come vedete questa squadra? Quali possono essere i punti di forza e proprio a livello di gioco che Reyer potrebbe essere? Ma innanzitutto siamo una squadra che il coach vuole che giochiamo ad alta intensità, ad alto ritmo, e credo che abbiamo anche i giocatori e le caratteristiche per farlo, quindi sicuramente questa sarà una cosa che faremo, e niente, ci stiamo allenando molto intensamente su questa cosa, e poi niente, credo che l'obiettivo anche dello staff tecnico sia quello di comunque creare un sistema di gioco che dia la possibilità comunque di esprimere al meglio ogni caratteristica di ogni giocatore e di fare rendere al meglio ogni giocatore, e quindi niente, ci sono giocatori molto forti, ancora non siamo al completo, quindi servirà ancora tempo per chiaramente inserire tutti e conoscerci tutti al meglio, però credo che siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, e poi io sono convinto che comunque il duro lavoro alla fine ripaga sempre, quindi bisogna continuare così. RJ, what do you think about our characteristic of our team? We will show ourselves this season, which kind of strengths we will have for this season. I think the team that we built this year, is very versatile. We have players that can play different positions throughout, and each of us are bringing different characteristics, whether it's personality, whether it's the skills of the game. I think we have a unique team because we can put everybody in different positions. But right now, I think we're still figuring it out. I think we're going in a good direction for where we're at right now. But we haven't had our full team yet to know what we're really capable of. So I think with the framework we put together so far, once we get to have the whole team together for the first time, I think that's when we'll really know, what direction we'll be going into and how special we could be this year. Sì, abbiamo una squadra molto versatile, perché abbiamo giocatori che possono giocare in diverse posizioni, e credo che abbiamo giocatori appunto diversi che poi possono portare e implementare diverse caratteristiche, diverse personalità e anche diverse abilità. Dunque credo che la nostra squadra sia completa. Adesso ovviamente stiamo lavorando, come ho detto, sulla conoscenza, però stiamo lavorando nella direzione giusta, però non posso ancora dire quanto speciale può essere questo gruppo finché non inizieremo a lavorare quando saremo tutti e quando appunto avremo anche lavorato di più di queste 2 settimane e mezzo da dove abbiamo iniziato. Senti Leo, tu che hai giocato la tua carriera in campionato italiano, una mia lettura è che negli ultimi soprattutto 2 anni il livello si sia alzato, tu che da dentro il campo, tu che lo percepisci quest'anno, come la vedi? No, nel senso, hai detto benissimo che negli ultimi anni il livello del campionato si è alzato, e credo che anche quest'anno alla fine sia così, perché comunque ogni anno si cerca sempre di migliorare, quindi le squadre si attrezzano sempre di più, e quindi dai, adesso non so darti una classifica perché è ancora troppo presto per vedere anche le altre squadre come sono strutturate eccetera,
come ho detto prima, noi dobbiamo pensare a noi, cercare di costruire un buon gruppo, cercare di fare quello che il coach ci chiede e poi pian piano vedremo anche noi a che punto saremo e poi ci confronteremo anche con i nostri diretti avversari e basta. Allora chiediamo a RJ, per curiosità, lui è il primo volta in Italia, ma conosceva già qualcuno, magari qualche compagno, un po' di colore. It's your first time for you in Italy. Do you know something about the country, about the club, about the teammates, about something? Or it's everything brand new for you? No, I once I knew I was getting pursued by Rare, I did my research. This is my first time in Italy, but I know how historic the club is and what they're about. And I'm pretty much my whole career, that's what I've been about, wanting to win. I've played for very historic teams in my career, so I'm here basically doing the same thing I've always wanted to do, and that's win. I think that's the most important thing. And I got to know the guys a little bit off the court, through Instagram, DM, and just being able to watch some of the Italian league games. So I know what I'm getting myself into for sure. Allora, ha studiato più che conosceva, perché da quando c'è stata la trattativa con Reyer lui si è informato molto sul club, ha svolto ricerche, quindi ha visto la storia della Reyer, anche ha visto quello che la Reyer ha fatto negli ultimi anni e combacia con il suo desiderio di voler vincere, perché lui crede che nella sua carriera l'unica cosa che conta sia provare ad arrivare a vincere dei trofei, per cui lavora per questo e crede che sia importante. Per quanto riguarda la conoscenza dei compagni, sì, ovviamente sapevo che giocatori fossero, li ho approcciati già guardando i profili social, Instagram di ognuno, e ho avuto anche l'opportunità di guardare un po' di partite della Reyer poi una volta che la trattativa si è conclusa, per cui mi sono già informato su questo club, però non conoscevo neanche onestamente. Grazie. Avete parlato prima, in particolare Leonardo, dell'intensità del gioco proposto dal coach. Oltre a questo, domanda per tutti e due, che cosa vi ha colpito dei principi di gioco, del tipo di gioco proposto da coach René Spagna? What did you impress most from the René Spagna game? Say one more time. What have you been impressed most about the coach way to play? I love it. I think the way he's built his team is how he wants us to play. Play fast, defend, play tough. Like you said, we have multiple players that can play different positions. And for me, he kind of reminds me of my old coach, so I kind of already see the similarities. So I know what this will be like for this season for sure. Adoro il modo in cui giochiamo, mi piace il fatto che giochiamo una pallacanestro veloce, basata di difesa, basata anche su durezza fisica e mentale. Abbiamo giocatori che possono ricoprire posizioni multiple e questo coach mi ricorda un mio coach del passato, per cui credo che già so cosa mi potrà aspettare in futuro. What's the name of the coach that you mentioned? Bob Hurley Sr. Bob Hurley Sr. Bob Hurley Sr. From St. Anthony High School, my high school. From your high school? Yeah. Coach della high school? No, nel senso, sicuramente l'intensità, la durezza fisica, l'aggressività, è uno stile di gioco moderno, sicuramente non è uno stile di gioco all'antica e basta, nel senso, queste credo che siano le caratteristiche più importanti dello stile che ha il coach. Prego, chiedo una cosa a RJ Cole per la finale della Lituania dello scudetto. Insomma, che ricordi hai? È stata una finale clamorosa, bellissima, con un Kaunas. Fine il coltello. We didn't win last year, but we won the year before, so I'm okay with that. Well, it was a crazy series. Yeah. The first year kind of was the same thing. First year we got to game 4, and it was 2-1, and we won because they missed a wide open buzzer beater, and so we won the first series. But this year
same exact situation where at home it's 2-1 It was and still Francisco. yeah, instead of us, just winning the game, Francisco hit a tough shot to go take it home back to Game 5, and we lost Game 5. So. Sì, paragona molto le due serie perché è stata incredibile anche quella di 2 anni fa, erano avanti 2-1, stessa situazione, però Francisco ha sbagliato e quindi non siamo andati a gara 5, mentre quest'anno ho segnato e siamo andati a gara 5 e poi è finita sbagliata. Sei straordinario, clamoroso.